Segnalato alla prefettura come acquirente di 3 grammi di cocaina, un collaboratore del presidente dell'Assemblea regionale siciliana è stato immediatamente licenziato. A emettere il provvedimento è stato il presidente dell'AS Gaetano Galvagno, dopo aver appreso la notizia dalla stampa. 2 giorni fa l'uomo è stato bloccato a bordo della propria autovettura dagli agenti della squadra mobile. Dopo aver acquistato la droga, a cedergli la sostanza stupefacente è stato un tale Mario Di Ferro di 57 anni, gestore del ristorante e del cocktail del bar Villa Zito in via Libertà a Palermo, arrestato in flagranza con l'accusa di spaccio di droga. L'acquirente ha confermato agli investigatori di avere consegnato a Di Ferro 300 euro in cambio della cocaina. Lo chef si è difeso negando di essere un abituale spacciatore e sostenendo di aver solo accontentato la richiesta dell'amico e di essere dispiaciuto per quanto accaduto. L'indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, dopo la convalida del provvedimento, il GIP ha imposto a Di Ferro l'obbligo di dimora e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Apprendo a mezzo stampa i fatti che coinvolgono un collaboratore del mio staff in vicende che hanno a che fare con la droga. Al netto della sua professionalità e competenza, ho ritenuto di licenziarlo con effetto immediato. Queste sono le dichiarazioni del presidente dell'AS Gaetano Galvagno. Sono sempre stato contro ogni tipo di droga e proprio la scorsa settimana, insieme ad altri deputati dell'AS, ci siamo sottoposti al test del capello, aggiunge. Il suo gesto è ingiustificabile e va condannato. Pertanto ho ritenuto di provvedere al suo allontanamento dal mio ufficio. Il collaboratore licenziato, che non risulta indagato ma segnalato come assuntore di droga, è nell'elenco dei 20 collaboratori del presidente dell'Assemblea regionale Galvagno. Dal sito dell'AS emerge che è sotto contratto dal 5 dicembre 2022. Il suo incarico scadrà il 31 dicembre di quest'anno. Alla fine della scorsa legislatura era stato inserito nel bacino dei cosiddetti stabilizzati, di cui i gruppi parlamentari possono attingere il personale retribuito dall'AS.